Il terzo giorno arriviamo a questa città, era un venerdì, arriviamo a Coimbra e come al solito noi cerchiamo di prenotare il posto per dormire per il giorno seguente, ma in questo caso non riusciamo a trovare nessuna sistemazione perché il, ehm, durante il fine settimana i pellegrini portoghesi che si dirigono verso Fatima, perché bisogna dire che il cammino portoghese ha un doppio senso, verso nord verso Santiago e verso sud verso Fatima, quindi ha una doppia freccia, la freccia azzurra indica Fatima, la freccia gialla indica Santiago. Per cui non trovando nessuna sistemazione negli alberghi per pellegrini, ci siamo rivolti a Booking, cercando un alloggio così, diciamo, economico. E Zoran ha trovato una sistemazione, un affittacamere in un paese che era a 36 km da Coimbra dei quali 6 km fuori del percorso. Per cui il giorno dopo ci alziamo presto, ci incamminiamo verso questa nuova destinazione e c'è da dire che di solito gli ultimi 10 km cammino da solo perché Zoran si ferma a fare un po' di ristoro nei bar. E quindi io quella volta arrivo a Mogo Forest da solo e con il navigatore mi dirigo alla via indicata, ma arrivato lì non trovo nessuna indicazione né nessuna insegna, neanche il numero civico corrisponde a quello indicato da Booking. Per cui dall'altra parte della strada c'è un grande cancello e con due persone che sono appena dentro, per cui mi avvicino attraverso la strada e chiedo a loro se conoscevano il posto che io stavo cercando. L'uomo un po' più anziano, che sarà stato circa sull'ottantina, la moglie un po' più giovane, mi guarda e mi dice: ma tu sei un camminante del Santiago? E io rispondo: sì, io sono un camminante del Santiago, ma perché vuoi andare in quel posto? E io spiego che non avevamo trovato nessuna sistemazione per la notte, che quindi era l'unica che avevamo trovato e che dovevo andare lì, insomma, no? E allora lui mi dice che non era il caso che io vada lì, perché non è un posto adatto a un pellegrino. Perché? E io chiedo perché. E lui mi risponde che è una casa per prostitute. E io ho detto, vabbè, casa per prostitute o meno, è l'unico posto che abbiamo trovato, ce ne faremo una ragione, no? E lui insiste invece che io non vada lì e mi offre ospitalità nella sua casa. Mi dice: tu puoi venire a dormire, stare con noi questa notte, resti con noi a cena, sei tutto spesato, non ti chiediamo niente, resti qua con noi, ma tu non devi andare lì. Allora io spiego che non sono da solo, che sono cammino con un altro amico e che quindi saremo in due, non solo io. E quindi telefono a Zoran e gli dico: guarda che c'è questa possibilità, c'è stato questo problema, cosa ne dici se noi accettiamo l'ospitalità di queste persone? E lui dice: va bene, ok, accettiamo. E per cui mi fanno entrare in casa. Al di là del cancello c'è una grande villa con un grande giardino, c'è una piscina, ci sono delle scuderie, ci sono dei cavalli da corsa, c'è un maneggio, per cui comincio a chiedermi dove sono capitato, no? Entro in casa e in questa casa che è piena di cose, comincio a vedere alle pareti dei dischi d'oro, dei dischi di platino, dei premi, delle foto di questo uomo a cavallo, delle foto in cui lui sta cantando e qui quindi mi viene il dubbio di dire, ma chi è questo personaggio? E allora chiedo, la moglie mi vede un po' perplesso a guardare queste cose e mi dice: ma tu sai chi è lui? No? E dico: no, non so chi è. E lei mi dice: guarda che lui è José Cid. Per me José Cid è un nome sconosciuto qualsiasi, ma a quanto pare è un famosissimo cantante portoghese. Molto famoso nel passato, ma molto famoso anche nel presente, tant'è che ancora in attività lui canta, compone, fa concerti, riesce a riempire anche degli stadi con i suoi concerti che fa. E per me invece era un personaggio perfettamente sconosciuto, tra l'altro anche in una stanza c'era anche un pianoforte. Quindi veramente stupito di questa cosa, no? Sono ancora un po' perplesso, la moglie mi accompagna, mi accompagna al piano superiore e ci dà a ciascuno una camera.
La mia è una camera molto grande, in stile impero spagnolo, molto diversa dai letti a castello dei dormitori nei quali avevo dormito fino al giorno prima. E mi sistemo, poi mi invita a scendere. Nel frattempo Zoran è arrivato, si sistema anche lui e passiamo il pomeriggio in piscina con la compagnia di questa coppia favolosa che ci ha ospitato. Nel tardo pomeriggio poi ci portano fuori, andiamo a cena in un bellissimo ristorante. Quando rientriamo a casa, lui si mette al pianoforte e comincia a suonare delle canzoni che ha composto, e tra le quali c'è anche una canzone che lui aveva composto appunto per il Cammino di Santiago, che ci ha dedicato ad entrambi. E la mattina dopo, quando noi ci alziamo molto presto, bisogna dire che lì, essendo anche un problema di fuso orario, il sole sorge molto più tardi, quindi noi partiamo sempre quando è buio. E la mattina dopo troviamo davanti alla porta 2 sacchetti con il cibo per la giornata, ma che poi non è bastato anche per qualche altro giorno perché era veramente abbondante. E quindi ce ne andiamo veramente incredibilmente stupiti di questa cosa che ci è capitata, perché a mio parere il cammino non è solamente arrivare alla meta, è godere anche di tutto quello che succede, e quello che succede a volte è molto più importante del traguardo che tu vuoi raggiungere. E il giorno seguente arriviamo ad un altro albergo e ci chiedono come mai nella credenziale non abbiamo il timbro del giorno precedente. Noi spieghiamo che siamo stati ospiti di José Cid e questo genera ovviamente lo stupore di tutte le persone presenti, e ci chiedono com'è, come non è e così via. C'è da dire anche appunto che la sera precedente, quando eravamo usciti a cena, lo riconoscevano e gli chiedevano l'autografo. Quindi questa è stata una grande esperienza che ha, diciamo, segnato questo cammino in maniera estremamente positiva. Qualche giorno dopo, invece, non abbiamo avuto la stessa fortuna, e anche in quel caso non abbiamo trovato alloggio negli alberghes, e quindi abbiamo chiesto ospitalità ai pompieri, in una caserma di pompieri. E i pompieri in portoghese si chiamano bombeiros, no? Che è un nome molto, molto simpatico. E in questo caso i pompieri ci hanno dato la possibilità di dormire nella loro piccola palestra, che per fortuna aveva un pavimento di legno, ma non aveva nessun materassino e nessun lettino, per cui abbiamo dormito sul pavimento. Anche questo è stato un modo particolare di poter godere di un'ospitalità gratuita che le persone danno così genuinamente ai pellegrini di Santiago. Sono passati poi altri 3 giorni, noi abbiamo fatto il cammino e abbiamo proseguito, finché anche in questo caso camminavo da solo perché Zoran si era fermato, sul muro di un edificio che io riconosco come scuola, c'era un cartello che indicava la distanza da Santiago e la distanza da Fatima. Io mi fermo a fotografarlo e nel mentre esce dalla scuola un insegnante che mi invita ad entrare. Io non avevo tanta voglia di fermarmi, a dire il vero, tantomeno in una scuola che avevo appena finito il mio percorso, diciamo, da insegnante. Ma loro mi dicono che questa scuola accoglie i pellegrini, dà ospitalità, eccetera, mi insiste perché io entri, per cui io entro, accetto volentieri di entrare. Questa scuola in realtà è un asilo. E appena entro, l'insegnante che è all'interno fa accomodare tutti i bambini che stavano lavorando, li fa sedere su un palco, mi offre un bicchiere d'acqua e un caffè, mi fa sedere e mi fa interagire con i bambini. I bambini dicono, si presentano, chi sono, quanti anni hanno, e fanno le domande a me da dove vengo e da dove sono diretto, che cosa faccio, eccetera. E questo è un simpatico modo e molto di interagire tra appunto questi bambini e i pellegrini. Una cosa che in Italia è assolutamente impossibile che venga fatta, perché tra l'altro io ho chiesto appunto se potevo fare foto e video e l'insegnante ha detto sì, tranquillamente tu puoi fare foto e video tutto quello che vuoi.
Nella scuola italiana questo non è assolutamente possibile, perché anche solo gli insegnanti per fare delle foto alle attività scolastiche che fanno i bambini in classe devono avere l'autorizzazione dei genitori, e tantomeno il fatto che possa entrare uno straniero di passaggio in una classe a interagire con i bambini è assolutamente impossibile. Quindi mi sono proprio detto che diversità c'è tra queste due ordini di scuola, quella scuola italiana e la scuola portoghese. Mi sono intrattenuto ormai in quella scuola per più di un'ora, parlando appunto con i bambini che poi hanno cantato delle canzoni, eccetera, e anche parlando con l'insegnante delle rispettive realtà. E poi ho proseguito il mio percorso. Nei giorni seguenti abbiamo incontrato altre persone, e queste persone, degli italiani che abbiamo incontrato negli alberghi, si sono uniti e abbiamo formato un gruppo di 6-7 elementi, e con loro abbiamo continuato fino a Santiago. C'è da dire che siamo arrivati appunto a Santiago ed era il 22 di settembre, dopo 17 giorni e compiuti 570 chilometri. Tutti contenti ormai di essere arrivati, di essere giunti, ma insieme anche il fatto di aver avuto esperienze comuni, perché durante il cammino si incontrano, è il bello è incontrare le persone, riuscire a interagire con loro, raccontarsi anche le proprie esperienze, e poter avere un rapporto sincero, perché durante il cammino non esiste più il ruolo che uno ha, non sei più l'insegnante, l'operaio, l'impiegato oppure il dirigente, sei un pellegrino, e il pellegrino ha con i problemi di tutti quanti, il male ai piedi per le vesciche, la stanchezza delle gambe, il fatto di dormire poco perché nei dormitori c'è sempre qualcuno che russa tantissimo, poter mangiare quando ti capita e non quando vuoi tu, perché non sempre riesci a trovare un luogo dove poter mangiare quando è ora di mangiare. E quindi tutte queste cose che si condividono con le persone fanno sì che arricchiscono il tuo essere, il tuo sentimento verso questo cammino. Siamo arrivati appunto a Santiago felici di essere giunti lì tutti insieme. Posso dire che questa volta è la prima volta che faccio un intero cammino con qualcuno, mentre, come avevo già detto, tutte le altre volte ero un cammino solitario. Questo sta a significare che anche qualche cosa in me era cambiato, che ero più disposto a stare, a condividere con gli altri una parte di questa mia esperienza, e questa cosa è stata molto bella. Da Santiago poi siamo andati a Finisterre, dove appunto c'è il chilometro zero, quindi proprio la fine del cammino, e lì siamo stati qualche giorno in relax, godendoci appunto i tramonti sull'oceano, e lì alla zona del faro appunto dove c'è questo chilometro zero. E questa è stata la storia del mio cammino portoghese di settembre, questo inizio di questa nuova vita da pensionato, che secondo me ha avuto sicuramente un inizio molto importante.